Presentata a Udine l'8ª edizione di Suns Europe, il festival di musica, cinema, teatro e letteratura dedicato alle lingue minoritarie europee. Suns Europe raddoppia e propone per l'8ª edizione sia la sua versione estiva imposta dalla pandemia che quella tradizionale dei mesi invernali. Il festival artistico dedicato alle lingue minoritarie europee partirà il 30 giugno con una serie di eventi itineranti nell'Interland udinese per concludersi il 26 novembre con il concerto finale al Teatro Giovanni da Udine. La manifestazione organizzata da Informazione Friulana gode tra vari enti del sostegno della regione e dell'Arlef. Questa è un'iniziativa che ha una valenza in più, è in grado di mettere insieme minoranze linguistiche sparse in giro per un po' per tutta Europa, facendole parlare a ritmo della musica, dell'arte e della cultura. Oltre a questo, oltre al far parlare, discutere col linguaggio universale della musica, come dicevamo prima, riesce ad avere anche un imprinting importante dal punto di vista turistico, perché fa conoscere il nostro territorio ancora meglio a chi magari non l'aveva conosciuto fino in fondo. C'è una particolare cura non solo per le lingue minoritarie che sono più conosciute, ma anche per le lingue minoritarie che magari possono essere così una curiosità, ma che sono ben insediate nel loro territorio e vanno preservate.